Sono ovviamente molto fiero di quello che sono riusciti a fare le forze di polizia. Hanno fatto un'operazione che da film è dire poco. C'è stato un intervento veramente, la gente stenta a credere quando io racconto la velocità con cui hanno fatto, la professionalità con cui si sono mossi, ma vi dico solo che alle 11 sono venuti a casa per portare gli identikit delle persone, far riconoscere la persona, e la mamma l'ha riconosciuto, è stata brava anche da quel punto di vista, però l'umanità con cui si sono comportati, la disponibilità è un qualcosa a cui ovviamente noi cittadini non siamo abituati. È profondamente grato agli agenti della questura di Padova, Stefano Di Bello. Tutti i beni della mamma sono stati recuperati e adesso le sue attenzioni sono concentrate su di lei, che ha accusato il colpo ed è ricoverata in una struttura per curare non tanto il corpo, ma l'anima ferita nell'intimo di una donna di 84 anni. Una donna che in ogni caso, nell'immediatezza, ha saputo reagire e collaborare con la polizia. Malviventi che agiscono studiando i minimi dettagli, racconta. L'abbiamo chiamata perché loro staccano il telefono perché salgono in treno, quindi c'è stato un lasso di quasi 40 minuti in cui dalla Prato della Valle è arrivato in stazione. Quando salgono in treno staccano il telefono, noi eravamo sempre col telefono in chiamata. Quando l'abbiamo chiamata lei ha detto: ma cosa è successo? È stata bene, perché è venuto a prendere, lì abbiamo capito subito. Credo che la tempestività nel chiamare e avvisare di quello che è successo ha permesso alle forze dell'ordine di intervenire in maniera veloce. Era sola, tra l'altro, in casa in quei giorni. Quell'ora in cui è stata sola, quindi noi abbiamo detto: ma come hanno fatto a capire una cosa del genere? Poi è chiaro che la casualità alle volte ci mette una mano, però noi abbiamo pensato, ci hanno seguiti, le hanno viste in ospedale, ma in realtà non è possibile una cosa del genere. Uno pensa a tutto. Ma è una persona attiva, operativa. Sì, assolutamente, molto, sì, sì. Molto anche generosa, abbiamo visto. Quindi, però chiaramente per un figlio credo che qualsiasi mamma farebbe una cosa di questo genere, però, e sì che era stata istruita in tutte le maniere, però purtroppo in quei momenti in cui c'è la tensione, credo che la cosa peggiore sia il dopo comunque, perché quando realizzano che sono state poco attente o non così abili nel gestire una cosa del genere, lì è un senso di debolezza molto profonda, per cui adesso è un lavoro psicologico che stiamo facendo.